Erano incaricati di trasportare scatoloni di magliette, cinture, giubbotti e borse dalla sede della Replay a Trevignano fino al magazzino del Corriere Espresso, per cui lavoravano nella zona di Casale sul Sile. Prima di arrivare a destinazione, però, hanno fatto sparire circa 60 capi d'abbigliamento che poi avrebbero rivenduto. Il piano architettato da un 23enne di Marconne ed un moldavo di 27 anni, due dipendenti esterni del Corriere Espresso, è però fallito miseramente. I giovani sono stati sorpresi nella serata di mercoledì dai carabinieri di Mogliano nei pressi del cimitero di Bonisiolo mentre si stavano spartendo il bottino. Non escludiamo ci siano altri dipendenti coinvolti, dicono i carabinieri. Per entrambi i giovani però intanto è scattata una denuncia per appropriazione indebita in concorso. I carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno sorpreso questi due dipendenti nei pressi del cimitero di Bonisiolo mentre appunto si stavano spartendo il bottino, la merce precedentemente presa da degli scatoloni sigillati che erano destinati al deposito del Corriere Espresso, che poi li avrebbe spediti ai vari negozi sia in ambito nazionale che internazionale. Sono stati rinvenuti circa una 60 di capi, ancora nuovi e con le etichette, e per questo motivo si può ipotizzare anche una vendita degli stessi online. Se appunto le indagini adesso sono in corso, stiamo verificando tutti gli ammanchi che hanno avuto i negozi a seguito della consegna della merce e quindi questo ci darà un quadro più preciso e dettagliato dell'entità delle operazioni criminali.